Signore e signori, buonasera a tutti. Ci troviamo presso il ristorante Quelli del Mago Bago per quanto riguarda la festa delle società ciclistiche pistoiese. Inoltre a questa festa si parlerà e si premierà anche coloro che hanno contribuito alla riuscita dello challenge Piero Frosini. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato. Siamo con il presidente del CONI, Guido Peterzoli. Allora, Guido, una bella festa, quella che si va così a festeggiare oggi del ciclismo pistoiese, dunque è un vanto anche per voi avere una provincia così. Ma noi siamo contenti perché il ciclismo nella provincia di Pistoia è uno sport veramente importante con le sue 50-60 società che praticano attività e poi ci sono anche risultati dei campioni italiani e nello stesso tempo le società. Molte di queste società fanno anche l'attività giovanile, quindi è la promozione proprio per lo sport del ciclismo e quindi è un tenere i ragazzi, allontanarli dalla strada e quindi è un lavoro importante che le società svolgono a favore dell'educazione dei ragazzi. Alla festa delle società del ciclismo pistoiese anche il sindaco di Ponte Bugianese, Pierluigi Galigani. Sindaco, si va così a festeggiare questa bella manifestazione che c'è un suo concittadino Talini che è presidente del comitato provinciale. Io ringrazio la Federazione Ciclistica di avermi invitato. La festa del ciclismo, anche del ciclismo pistoiese, anche quest'anno è un'occasione importante per festeggiare i risultati degli atleti, per festeggiare anche insieme quelle persone che dedicano tanto tempo volontariamente a questo bellissimo sport. E quindi sono particolarmente contento di essere qui, sono anche contento di poter incontrare l'assessore regionale Nencini che è stato fra i sostenitori principali della realizzazione di un ciclodromo del comune di Ponte Bugianese, ciclodromo che ormai è una realtà, è inserito nel progetto di mondiali, è l'unica struttura che rimarrà sul territorio anche dopo i mondiali e ormai noi abbiamo già fatto la variante urbanistica, l'acquisizione dell'area. La provincia di Pistoia sta svolgendo l'appalto per l'assegnazione dei lavori e quindi per inaugurare appunto questa struttura che a beneficio di tutto il ciclismo, in particolar modo del settore giovanile per gli allenamenti, ma non solo, e avrà una valenza per tutta la Val di Nievole, per la provincia e non solo. Ecco, non solo avete quel gioiello del piccolo Giro della Toscana d'Allievi che vi fa onore, questa importante struttura che state realizzando, merito anche dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale naturalmente ci ha messo il suo, però è stato veramente il mondo del ciclismo che fortemente l'ha voluta nel tempo e sarei proprio la più grande soddisfazione quando sarà realizzato per dire ecco una struttura per il ciclismo, per i giovani, per il futuro del ciclismo. Questo credo che sia la soddisfazione e il merito maggiore. Riccardo Nencini, presidente del comitato regionale toscano della Federazione Ciclistica Italiana, questa mattina a festeggiare questa festa delle società ciclistiche della provincia di Pistoia, che è un vanto anche per tutta la Toscana, Pistoia. Sto preparando la relazione per il congresso regionale del 9 dicembre. Ho messo assieme i risultati, il numero di società e di atleti degli ultimi 9 anni e Pistoia occupa sempre la posizione di testa. È un merito del mio caro amico Luciano Talini, da poco riconfermato, e di un movimento che è un movimento sul piano agonistico e sul piano dilettantistico tra i migliori in tutta Italia. Senti Riccardo, si parla tanto di questa struttura e come anche il sindaco di Ponte Bugianese ha ringraziato Nencini per questa struttura che sta nascendo a Ponte Bugianese. Era un impegno preso nella mia seconda elezione a presidente del comitato regionale. Viene mantenuto perché abbiamo previsto i denari, il comune
ha individuato il luogo dove verrà insediato il ciclodromo. Dalla prossima primavera inizieranno i lavori e quindi potremmo averlo prestissimo, sicuramente entro il 2013. Dunque è un bene che rimane in Toscana, è un bene per tutti. È un bene per il ciclismo pistoiese per chi lo vorrà utilizzare, in testa per bambine e bambini che rappresentano la forza di un movimento ciclistico, quello di questa provincia, che è veramente grosso e ha una bella tradizione. Edita Puciscaite, premiata a questa festa. Edita, dunque sei soddisfatta? Ma veramente ringrazio per questo premio inatteso, inaspettato. La mia carriera è già chiusa da 2 anni ormai, e quindi ho girato la pagina e mi sto avvicinando a un altro traguardo. Quindi infatti ringrazio ancora, perché il mio cuore batte sempre per il ciclismo. Senti Edita, è un corridore oppure una corridora? È un corridore, è un maschietto, sì. Luciano Talini, presidente del comitato pistoiese della Federciclismo. Luciano, è la tua festa oggi? No, è la festa di tutti i bambini della provincia che sono tesserati, e delle società. Io l'ho organizzata, ho avuto questa grande soddisfazione di averci tanti partecipanti. Questa sì è la mia festa, perché anche oggi non è l'insediamento, ma insomma si riunisce tutto il nuovo comitato provinciale. Senti Luciano, la provincia di Pistoia mi sembra all'avanguardia anche nel 2012, che ha dato tante soddisfazioni. Ma con i risultati avuti penso che sia una delle società, se si guarda tutte le province italiane, insomma, è delle più quotate, perché insomma, non è da tutti riportare 9 maglie di campione regionale e 2 di campione nazionale, e 2 abbiamo anche avuto degli elementi validi ai mondiali con le maglie azzurre, perciò penso che meglio di così, insomma, io mi auguro di ripetere anche nel 2013, ma se poi anche qualcosa meno, io auguro di più, ma se c'è anche qualcosa meno non è da male. Senti Luciano, hai parlato dell'insediamento del nuovo comitato provinciale. Se puoi fare nomi di chi entrerà a far parte del comitato provinciale. Sì, è già stato eletto e non sono ancora state date le cariche. Allora sarò io come presidente, poi c'è Spadi Domizio, Pagno Ubaldo, Pisaneschi Lido e Fontanella Luigi. Tutti i 4 consiglieri che gli verranno assegnate le cariche al momento che si farà l'insediamento fra pochi giorni. Senti Luciano, abbiamo parlato anche con il sindaco di Ponte Bugianese, Galigani, abbiamo parlato con Riccardo Nencini di questa realtà, di questa struttura che hai voluto con tutte le tue forze a Ponte Bugianese. Ma io è dal 98 che si cerca di realizzare un impianto in provincia. Ora sembra che questo evento dei mondiali ci sia la possibilità di farlo, ci sono già state fatte, insomma siamo già a un buon punto, perché anche l'amministrazione comunale di Ponte Bugianese, con a capo il sindaco, che si è interessato alla grande su questo progetto, sembra che vada avanti, e anche la provincia sta lavorando, perciò fra pochi mesi verrà fatto il bando per la realizzazione del circuito. Dunque non è solamente di Ponte Bugianese, ma è una struttura di tutta la provincia. Sì, questa è una struttura di tutta la provincia, in particolar modo della Vardinievole, perché è in un punto centrale dove ci sono 5 comuni che confinano lì a distanza di un raggio di 4-5 km, ci sono 5 comuni che confinano, comuni che tutti fanno attività ciclistica, in particolarmente attività giovanile. Matteo Natale, campione toscano per quanto riguarda il 2012. Matteo, sei in provincia di Pistoia, anche se tu abiti in provincia di Firenze, sì. Dunque oggi sei festeggiato qui in questa località. Sì, oggi siamo a festeggiare, è una grande festa innanzitutto, siamo a festeggiare tutti gli atleti toscani. Questa per la Toscana, parlo della mia categoria, ovvero la categoria juniores, è stata un'annata, diciamo, una bella annata, perché abbiamo conquistato il campionato italiano con Orsini, poi siamo messi in mostra anche con Pacinotti, che ha conquistato 11 corse, e poi praticamente insomma, siamo stati molto bravi anche a livello nazionale.
Dunque il prossimo anno ci sarà il grande salto con i dilettanti con una nuova società. Sì, il prossimo anno io e i miei compagni di squadra, ovvero Stefanelli, Marchini e Orsini, approderemo alla Mastro Marco e sarà molto più difficile, cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. A questa festa del ciclismo pistoiese Edoardo Sali che ha vinto il campionato italiano su pista. Dunque Edoardo, una bella stagione. Sì, è stata una bella stagione, sono riuscito a vincere l'italiano su pista, il toscano, anche il toscano su strada. Sono contento di essere qua e sono soddisfatto della mia stagione. Ci sarà il salto di categoria, un altro anno correrai negli allievi sempre con la polisportiva Mille Luci Ciclismo. Sì, sono consapevole che il prossimo anno sarà più difficile nella categoria allievi, però io cercherò di prepararmi al meglio e spero di fare una buona stagione anche il prossimo anno. Lenzi Davide e Morosi Giampiero. Allora senti Giampiero, questa challenge Piero Frosini che oggi si va a festeggiare con questa festa delle società della provincia di Pistoia. Sì, avevamo chiesto noi al Presidente Talini e a Domizio Spadi di fare questa premiazione, invece come gli anni precedenti farla a Alconi, a Pistoia, e si era scelto che la festa del ciclismo pistoiese, e questa è una challenge della provincia di Pistoia, di farla insieme. Loro hanno accettato e quindi ben venga la premiazione, magari si potesse fare tutti gli anni. Praticamente con Davide siete stati gli ideatori e con tutto il gruppo dirigenziale della Mille Luci, ma voi in particolar modo avete fatto questa challenge. Sì, cerchiamo ogni anno di portarla avanti nel miglior modo possibile, anche se non è facile, perché coinvolgere tutte le società e chiedere il contributo di essere partecipi alla challenge non è facile. Però ci impegneremo di portarla avanti il più a lungo possibile, perché Piero se lo merita. Dunque Piero Frosini, che è stato anche nel vostro sodalizio Morosi, è un uomo indimenticabile. No, Piero non si può dimenticare, quindi noi fino a che ce la faremo, e credo per ancora un bel po', qualsiasi cosa succeda la challenge andrà sempre avanti, e visto anche i risultati, perché le gare che sono state fatte in questa challenge hanno avuto, mi pare, dalle iscrizioni da vincitori dei grossi nomi a livello nazionale, quindi noi si deve andare avanti in tutte le maniere. Davide, fate anche una gara alla memoria di Piero Frosini. Sì, la memoria di Piero Frosini, c'è una gincana, c'era una gara di amatori, c'è comunque il ricordo di tutte le gare che facciamo a Casalguidi con la Mille Luci, perché Piero si merita questo e tanto altro. Si spera che questa challenge prenda sempre più campo, ha preso campo a livello nazionale, perché basta vedere la classifica anche di quest'oggi. Ci sono sul podio 2 atleti extraregionali, tra i 2 più forti in Italia, c'è il plurivittorioso in Italia che è Giannelli, quindi dovrebbero essere tutti tasselli importanti per far sì che in un futuro questa challenge diventi veramente un simbolo che porta avanti Pistoia, che porta avanti Piero, che porta avanti Mille Luci, perché ci sono dietro, ma anche tutte le società che ne fanno parte, perché deve essere un orgoglio farne parte. Gabriele Giannelli, presente a questa festa delle società del ciclismo pistoiese, ma è qui per ricevere un premio importante, quella della challenge dedicata a Piero Frosini. Dunque Gabriele, soddisfatto di questo tuo premio che hai vinto? Sì, sono molto onorato di aver vinto questa challenge, perché è molto prestigiosa anche in Toscana, e quindi non abbiamo partecipato a tutte le prove, però sono riuscito a vincere comunque, sono veramente contento. Dunque hai vinto anche con parecchi punti di vantaggio, dunque segno ancora che vai veramente forte. Beh, punti di vantaggio anche perché anche gli altri non hanno partecipato a tutte, però a quelle che ho partecipato sono sempre andato a punti, e quindi mi ha permesso di avere questo vantaggio nei confronti degli altri.
Senti Gabriele, il prossimo anno sarà Juniores sempre nella stessa società? Sì, sempre nel gruppo ciclistico romagnano, però nella squadra Juniores, e sarà tutto da scoprire e vedremo come andrà. Claudio Mariotti, dirigente del gruppo sportivo Pozzarello. Quest'oggi qui a questa festa delle società delle province di Pistoia, ma anche c'è la premiazione della Challenge di Piero Frosini, un tuo corridore che viene dalla Sicilia ha delegato te per ritirare poi questo premio. Dunque siete soddisfatti di questa secondo in classifica, perché è una corsa che dura 4-5 gare, dunque voi del Pozzarello siete soddisfatti di questo secondo posto? Sì, siamo soddisfattissimi, è penso il secondo anno consecutivo che riusciamo a vincere la Challenge, e che altro per il ricordo anche di un carissimo amico che era Piero Frosini, e quindi siamo onorati di poter ricevere questo premio. Dunque il prossimo anno però sarete sempre in corsa con i corridori? Sì, il prossimo anno sempre in allestimento la nostra compagine d'allievi, cercheremo di allestirla il meglio possibile, ancora diciamo la squadra è ancora in cantiere e niente, a breve penso che riusciremo a definire l'organico. Umberto Orsini, campione italiano su strada della categoria juniores. Umberto, un bel successo, oggi sei qui festeggiato alla festa delle province di Pistoia, dunque una grossa soddisfazione portare questa maglia. Sì, portare questa maglia diciamo è una grandissima soddisfazione, è stata una grande vittoria e portare la maglia tricolore è davvero un'emozione unica per tutta la stagione. Sono molto soddisfatto non solo di quella vittoria ma anche di tutta l'annata che è stata molto positiva. Come dicevo anche con il tuo compagno di squadra, con Matteo, il prossimo anno ci avrete il salto di categoria, naturalmente vi farete ben distinguere anche il prossimo anno. Sì, ora nei primi periodi abbiamo la scuola che sarà più difficile ottenere dei buoni risultati, però siamo ragazzi umili che lavoriamo molto bene in allenamento, in gara, cerchiamo di aiutare la squadra, poi più avanti nella stagione potremo anche cercare di ottenere qualche successo, qualche risultato dove sarà possibile. Poi con lo zio Tafi che ti sta guidando a distanza, dunque la cosa è un po' più facile. Sì, diciamo c'è mio zio che mi segue, mi dà dei consigli, però a pedalare ci sono sempre io, che è dura, so che sarà dura, però io cercherò sempre di dare il massimo, di impegnarmi a fondo e di fare bene. In bocca al lupo per il 2013. Crepi il lupo. Giacomo Bacci, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano, è qui presente a questa festa della provincia di Pistoia, viene da un'altra festa naturalmente, ormai sei impegnato al massimo Giacomo, dunque presente anche a questa festa. Sì, si doveva presenziare, vengo dalla Castellina, una bellissima manifestazione e che sicuramente anche era sulla strada e quindi dovevo fermarmi obbligatoriamente. Sì, è un percorso che stiamo facendo, stiamo seguendo in lungo e largo tutta la Toscana per cercare in qualche modo di portare la nostra voce, ma soprattutto la voce del Comitato regionale per il futuro e quindi costruire insieme alle società un futuro che io credo che sia importante. In un momento così delicato, in un momento così difficile, l'unione deve fare la forza e questo deve essere il punto di partenza. E come è stato detto stamani mattina su alla Castellina, coraggio e avanti. In ogni modo Giacomo, la provincia di Pistoia si è dimostrata all'altezza, un vanto per il Comitato regionale. Io credo che tu abbia centrato l'obiettivo, una provincia che da qualche anno è sempre in prim'ordine, soprattutto non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Lo sta dimostrando i fatti, lo stanno dimostrando i numeri e io credo che vada tenuta in alta considerazione, ma credo che non ci sia bisogno perché le società sanno autogestirsi, il Comitato provinciale sa ben stare vicino alle società e soprattutto a tutto il movimento ciclistico. Siamo in provincia di Pistoia e sai che verrà questa grossa struttura in provincia di Pistoia a Ponte Bugianese, dunque è una bella cosa.
Beh, diciamo che è stata una conquista importante da parte delle istituzioni locali, da parte da coloro che si sono impegnati, le società, il Comitato Provinciale di Pistoia e il Comitato Regionale con in testa il Presidente Nencini, che hanno fortemente voluto questa struttura che sicuramente andrà a beneficio dei nostri bambini e sicuramente del ciclismo intero. Abbiamo sentito le interviste di tutti gli intervenuti premiati, è tutto qui da Borgo Abuggiano, la linea allo studio.